abbiamo la fortuna di avere presidente e vicepresidente della Proloco di Adria. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Natale e queste festività qua ad Adria? Beh, innanzitutto ci dobbiamo aspettare tante cose per i bambini, perché quest'anno proprio l'attenzione non solo della Proloco ma anche da parte di altre associazioni è stata rivolta in particolar modo ai bambini che sappiamo che con il Covid forse sono stati quelli che hanno sofferto più di tutti. Ecco, toccando ferro, rimanendo in zona bianca, quindi il programma è veramente ricco e partirà da quando in particolare? Allora, noi siamo partiti già dall'8 dicembre e abbiamo inaugurato il villaggio degli Elfi, però diciamo che entriamo nel clou degli eventi già da questo weekend, quindi poi fino al 9 gennaio. Abbiamo anche la collaborazione degli alpini qui, quindi e in più ecco da non dimenticare anche il nostro presepe che la prossima settimana realizzeremo in piazzetta San Nicola, che il 24 dicembre vi è la tradizione poi di benedire Gesù bambino e di deporlo nella culla, diciamo che quello è, insomma, è sempre la tradizione che continua, non deve mancare. Ecco, non solo Proloco ma anche Teatro Comunale, ma anche Teatro Ferrini, quindi piatto ricco amici-fico quest'anno ad Adria. Sì, dopo Adria Shopping, ecco, Croce Verde, tutte le associazioni, Fondazione Franceschetti di Cola, insomma ce n'è. Le casette sono state date alle associazioni e hanno risposto molto bene, presentano le loro attività e fanno anche dei laboratori per tutti i bambini. Tutti hanno fatto la loro parte. Questo ci fa piacere, stiamo sottolineando l'importanza di fare sinergia con tutte le associazioni, non è sempre facile farlo, però voi ce l'avete fatta, complimenti. Grazie. È stata una piacevole sensazione di partecipazione collettiva, ecco. Altro protagonista tra gli altri, Lamberto Cavallari, Croce Verde, e a lei chiediamo da dove nasce questo progetto di collaborazione. Abbiamo un paio di anni che collaboriamo con loro, purtroppo l'anno scorso la pandemia ci vedeva impegnatissimi in quella che era la lotta a questa pandemia. Quest'anno siamo ancora in lotta, però è anche giusto ricominciare, dobbiamo abituarci a convivere con questo coronavirus, quindi abbiamo deciso di dare un segnale per ripartire con i bambini e ci siamo impegnati nel costruire questo villaggio di Babbo Natale. Villaggio che è gestito assieme ad Adria Shopping, se non sbaglio. Sì, un'ulteriore idea, un po' di anni con Adria Shopping abbiamo questa sinergia. Quest'anno sarebbe anche il nostro 110° che non abbiamo deciso di non festeggiare proprio per la pandemia in corso, lo faremo nella prossima primavera e quindi proprio per iniziare i festeggiamenti di questo 110°, anche se ritardato in un modo diverso, abbiamo messo in piedi questo villaggio.